Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati i nostri ospiti. A questo punto ve li presento subito. Ben ritornato Massimo Cestaro, segretario dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi, e anche Chiara Bonato, segretaria generale CGIL Vicenza, grazie. Buongiorno. Anche a lei. Allora, è una puntata un po' particolare per ricordare dei punti, dei capisaldi, dei valori fondanti e fondamentali non solo per il sindacato dei pensionati ma anche per la CGIL, tanto che per ribadirli, e stiamo parlando di aspetti veramente importanti della vita di tutti quanti i cittadini, da grandi ai massimi sistemi alle cose molto più pratiche, è stata organizzata una manifestazione molto importante a Napoli il 25 maggio, partecipazione libera, ma adesso i nostri ospiti ci racconteranno anche come è possibile e in che termini partecipare. La via maestra insieme per la Costituzione, per un'Italia capace di futuro, per un'Europa giusta e solidale. Ecco qui la locandina: diritti, istruzione, salari, ambiente, democrazia, salute, pace, lavoro e pensioni, punti fondamentali. Un po', segretario, il sunto di politiche e di azioni che voi avete intrapreso più e più volte. Ma come mai è stata organizzata questa manifestazione a Napoli in modo particolare e il 25 maggio? Tanto buongiorno a tutti. Abbiamo organizzato questa manifestazione a Napoli il 25, che è un momento nel quale proviamo a segnare un po' il punto rispetto alle questioni più complicate che attraversano non solamente il nostro Paese, non solamente l'Europa, ma il mondo intero. Tant'è vero che questa è una manifestazione promossa dalla CGIL, ma da una miriade di associazioni. Sono circa 160 le associazioni che fanno parte di questo infatti abbiamo movimento. Anche una slide, sì. La seconda, la terza, che proprio mostra tutti i promotori e le 505 adesioni. Ne cito solamente alcune, le ACLI, Emergency, la Fondazione Franco Basaglia, Fondazioni Gimpe, Gruppo Abele, Lega Ambiente, Libera, WWF, insomma sono tantissime associazioni che svolgono un'azione che riguarda la condizione materiale delle persone sicuramente, ma anche condizioni di ordine generale. Ora, le cose che vediamo tutti i giorni sono particolarmente preoccupanti. In primo luogo la questione della guerra. Ormai abbiamo le guerre sotto casa, per non dire quasi in casa, pare non abbiano soluzioni, vittime civili, donne, bambini, vecchi sono massacrati. C'è il tema della nostra Costituzione, poi dopo lo vedremo un po' più avanti. Ci sono temi sui quali è necessario che tutte le forze sane del Paese dicano la loro. Da qui la manifestazione di Napoli il 25. Sarà una grande manifestazione in cui il sindacato, assieme a tutta questa miriade di associazioni, di persone, di giovani, di studenti, donne, eccetera, cercano di fissare un punto, cioè di dare un segnale di indisponibilità ad accettare passivamente quello che sta succedendo. Noi sappiamo benissimo che non è che cambi le cose, le guerre nel mondo attraverso le manifestazioni. Però è bene farle perché la gente sappia che ci sono dei movimenti che si oppongono fermamente alla logica della guerra. La logica della guerra è sempre perdente, lo diciamo noi, ma adesso senza fare citazioni altisonanti lo dice il Papa: la guerra è sempre una sconfitta per chi la fa e una sconfitta per chi la subisce. Vediamo con preoccupazione l'incremento di risorse destinate alle fabbriche che producono armi, perché come abbiamo detto in tante occasioni tutte quante le industrie realizzano dei prodotti per venderli. Non ci sono industrie che fanno dei prodotti per non venderli, e quindi nel momento in cui finanzi l'industria bellica è sicuro che quelle armi saranno vendute, perché ci sono imprenditori che fanno più o meno legittimamente profitti su questo fronte.
Quindi il nostro grido è quello di provare a fermare le guerre. Ripeto, è una manifestazione e quindi non abbiamo il comando di quello che succede in giro per il mondo, ma guai a noi se non facessimo tutto quello che è nelle nostre possibilità di fare per dire con chiarezza che noi, il movimento sindacale, le persone, i giovani, gli studenti, donne, uomini, bambini sono tutti contro la guerra e la guerra è sempre una sconfitta. Assolutamente. Cosa ne pensa lei, segretaria, relativamente a questo tema? Poi ce ne sono anche altri, perché visto che ce ne sono un bel po'. Sì, io quello che diceva, condivido pienamente quanto diceva Massimo, nel senso che dare il segnale che la guerra non è il mezzo di risoluzione dei conflitti, anzi esaspera i conflitti, perché poi è difficile uscire dalle guerre. L'abbiamo visto in Ucraina, lo stiamo vedendo in Ucraina, lo stiamo vedendo quanto succede tra Israele e Palestina, ma in tantissime situazioni del mondo. Queste sono le due forse che più sono al risalto della cronaca, ma le guerre ci riguardano più da vicino. Ci riguardano più da vicino, dovrebbero riguardarci tutte da vicino, e dalla guerra non si esce se non con la distruzione di uno dei due, ed è pesantissimo, ed è un conto pesantissimo da pagare, perché poi lo pagano soprattutto le persone più deboli. Lo pagano i bambini, vediamo le immagini che ci arrivano dall'Ucraina, da Gaza, dallo Yemen, insomma da varie parti del mondo, lo pagano i più fragili. No, poi soprattutto anche a livello di input educativi di cui si parlava, come possono crescere e diventare adulti poi questi bambini che hanno visto certe situazioni ai danni dei propri genitori, quindi anche con che livore, con che rancori poi affacciarsi al mondo da adulti, e queste sono delle conseguenze, si possono covare delle micce sotto molto le ceneri. Pericolose, dipende da come finisce. Comunque la famiglia l'hai persa, per prescindere da come possa finire, nessuno te lo va no, ma anche il peggioramento di una situazione successiva anche dipende, no, da come finisce e da come si riesce a recuperare questi bambini, perché bisogna poi riuscire a recuperare e a cancellare dai loro occhi quel terrore e quell'orrore, ed è un compito non facile. Assolutamente, segretario. Quindi per la pace è uno appunto dei vostri temi forti, ma non è solo questo, ce ne sono anche altri su cui voi vi state battendo da tempo, e tra cui appunto la Costituzione. Sì. Perché e in che modo sentite che possa essere minacciata? Ecco, vede, adesso vorrei provare a fare un ragionamento, diciamo, come si dice, un po' a 360 gradi. La nostra preoccupazione è che a fronte di questo clima di cui abbiamo appena detto, insomma, ecco, le guerre, le tensioni che ci sono, conflitti che aumentano, antisemitismo, leggiamo proprio in queste ore di esponenti della politica a livello europeo che ci dicono che forse le SS non erano neanche poi così male, non c'è generalizzata una critica netta al fascismo e al nazismo, le tensioni aumentano, la povertà aumenta. La nostra preoccupazione è che di fronte a tutto questo la risposta più immediata sia quella dell'uomo forte o della donna forte, diciamo nel caso nostro, cioè dell'uomo forte che possa lui risolvere tutti quanti i problemi. Attenzione, perché l'idea dell'uomo forte nel mondo l'abbiamo già visto e non è stata un'esperienza, diciamo così, entusiasmante. La nostra preoccupazione è questa, cioè che la riforma costituzionale, così come si presenta dalle proposte che fa questo governo, diciamo che in sé rappresenta un unicum, cioè è l'unico caso al mondo nel quale si realizza in un unico appuntamento elettorale il Presidente del Consiglio e la maggioranza che lo sostiene.
con questo facendo saltare un impianto costituzionale straordinario, che è quello della nostra Carta Costituzionale, che prevede appunto dei bilanciamenti tra i poteri dello Stato. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. I tre poteri fondamentali degli Stati moderni, che sono il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario, hanno un loro equilibrio che è strutturato con gli articoli principali della nostra Costituzione. L'idea che hanno il governo di destra, insomma, che sta che ha predisposto la riforma costituzionale, in realtà consegna al Presidente del Consiglio, quindi al capo del governo, una sorta di potere assoluto. Deve essere chiaro, noi non possiamo dire che le repubbliche presidenziali o semipresidenziali in quanto tali sono antidemocratiche. La Francia è un paese semipresidenziale, gli Stati Uniti sono un paese presidenziale, tuttavia nei loro ordinamenti hanno pesi e contrappesi. Si prefigura invece in Italia una impostazione della nostra Costituzione che vede diciamo, coalizzati il capo del governo e la maggioranza che lo sostiene in maniera, diciamo, assoluta e indissolubile. E questa cosa è un elemento di grandissima preoccupazione, intanto perché toglie un potere al Presidente della Repubblica. Però si dicevano che non veniva intaccato il ruolo del Presidente della Repubblica. Viene assolutamente intaccato, nel senso che attualmente il Presidente della Repubblica è in grado di, a fronte di una crisi di governo, e quindi del venir meno di una maggioranza che ha formato un governo, di trovare un'altra soluzione all'interno del Parlamento. I cosiddetti governi tecnici, i vituperati governi tecnici, sono esattamente questo, sono un tentativo che il Presidente della Repubblica fa per trovare nel Parlamento, essendo la nostra una Repubblica parlamentare, o meglio è ancora adesso, non sappiamo dopo, una Repubblica parlamentare, di trovare nuovi equilibri per consentire la continuità di un'azione di governo. Però appunto, come diceva lei, vituperati, perché poi hanno dato frutti che non sono stati così. Ma questa è una responsabilità della politica, nel senso che il Presidente della Repubblica interviene nel momento in cui non trova le piene disponibilità delle forze politiche a trovare soluzioni alternative. Cioè i governi tecnici rappresentano un'alternativa diciamo al buio, ma sono anche lo specchio della crisi della politica. Cioè abbiamo sentito forze politiche criticare i governi tecnici quando la responsabilità di fare i governi politici è appunto della politica. Nel momento in cui passasse questa riforma costituzionale, noi speriamo ardentemente di no, e quindi speriamo che ci sarà sicuramente un referendum al quale inviteremo a votare contro, si crea una situazione tale per cui il Presidente della Repubblica non ha più quella funzione di formazione dei governi e non ha più quella funzione eccellente, tra l'altro nel caso specifico portata avanti dal nostro Presidente Mattarella, di creare e di trovare le soluzioni all'interno del Parlamento, quindi confermando la centralità del Parlamento. Chiaro, io devo interrompere un secondo perché siamo andati un po' oltre il tempo, abbiamo un brevissimo intervallo, quindi voi restate con noi, dopo diamo nuovamente la parola ai segretari per analizzare i vari aspetti. Sul 19 vi aspetto. Allora, segretario, a lei la parola. Stava appunto dicendo questo timore quindi che venga scardinato un sistema fondante della nostra democrazia parlamentare e che quindi questo possa compromettere delle stabilità, degli equilibri che fino adesso in qualche modo, né bene o né male, ci sono stati. Quindi voi non siete favorevoli sostanzialmente come sindacato? Assolutamente no, noi siamo profondamente contrari a questa ipotesi e lo ripeto,
non perché siamo, diciamo, contrari al presidenzialismo o al semipresidenzialismo, perché appunto, lo ripeto, ci sono paesi democratici che hanno forme di governo di tipo presidenziale o semi-presidenziale. Però sono costituzioni che hanno proprio per questo dei loro equilibri. Quello che vediamo, dei loro equilibri tra i poteri dello Stato, quello che stiamo vedendo qua è che si introduce un premierato che è una sorta di personaggio che ha di fatto un potere assoluto, scardinando gli equilibri tra i poteri dello Stato, che invece sono quelli previsti dalla nostra Costituzione. La cosa che ci preoccupa è questa, ripeto, si può ragionare, si potrebbe ragionare su una riforma della Costituzione, ma una riforma della Costituzione ha bisogno di pensieri lunghi. Io l'ho detto anche in altre occasioni, i nostri padri costituenti hanno lavorato per 2 anni prima di arrivare alla Costituzione che abbiamo, che diciamo è la più bella Costituzione che esista, poi c'è un po' di enfasi in questo, però insomma è una bellissima Costituzione. Ma è un pensiero lungo che ha costruito quell'impianto costituzionale, e quindi non si può pensare di ritoccare questo o quell'articolo senza avere una visione d'insieme dell'impianto costituzionale, perché appunto i padri costituenti hanno avuto diciamo, il pregio di avere una visione d'insieme. La nostra Costituzione è un mosaico straordinario fatto di tasselli straordinari, non ne puoi cambiare alcuni senza cambiare l'impalcatura, e quindi la nostra preoccupazione è che questo poi produca delle storture. Si dice per garantire la stabilità dei governi, in realtà può succedere che se quel governo non ha la maggioranza, non avendo più il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica che cerca soluzioni alternative, noi ci vedremo costretti sistematicamente a tornare al voto, alla faccia della stabilità. Cioè, lo ripeto, la nostra è una democrazia parlamentare, la nostra è una democrazia delegata, noi eleggiamo i parlamenti, non eleggiamo perché c'è un equilibrio in questo senso. Lei, segretario, cosa ne pensa di questo tema? Proprio 2 parole. Allora, lo dicevamo, l'Italia è una repubblica parlamentare, e in questi anni, a forza di ripetere il concetto di i governi successivi a quelli nati dalle elezioni sono illegittimi, a forza di ripetere una bugia, questa è diventata linguaggio comune. La nostra è una repubblica parlamentare, all'interno del Parlamento io devo trovare il governo, quindi non sono stati illegittimi, possono esserci piaciuti o meno. Tutti i governi che ci sono stati dopo la caduta di un governo o dopo le elezioni, perché è una repubblica parlamentare e come tale nasce da una serie, si diceva, di pesi e contrappesi, e la figura del Presidente della Repubblica è assolutamente fondamentale, è il garante della Costituzione, è il garante della tenuta democratica del Paese, è una figura super partes, non è il capo del governo. Qui sembra che si voglia modificare un pezzo della Costituzione, veramente i pezzi sono 2, ma in questo caso specifico si voglia modificare un pezzo della Costituzione che è il pezzo centrale, che nasce da una paura che i padri costituenti avevano, e quindi questo sistema di bilanciamento dei poteri e di una figura garante della tenuta democratica del Paese aveva ed ha un suo grandissimo senso. Qui sembra che si voglia, come posso dire, cercare il potere ad ogni costo e cercare un potere assoluto da chi poi questa Costituzione ha una forte connotazione antifascista. Insomma, siamo stati fino a ieri il governo di sinistra, di centro, di destra, che potrebbe essere da un'altra parte, quindi insomma no. E poi non possiamo, non diciamo cose oltre, sto dicendo, per carità, perché non è vero e non è neanche corretto dirlo, per cui assumete la responsabilità di quel che dite. La prendo assolutamente. Questa Costituzione nasce dalla lotta di liberazione e nasce a fronte di un'esperienza che questo Paese ha avuto. E da questo nasce, per i padri costituenti è nata questo assetto costituzionale, questo sto dicendo. Altro tema, il clima.
cambiamenti climatici, avete anche qui una posizione, noi più volte ne abbiamo parlato, un tema che sta particolarmente a cuore ai giovani. Sembra che anche dalle indagini fatte ai giovani sia al primo posto proprio il problema, non interessa la politica, non interessa questo, ma il clima sì. Il sindacato in che posizione si pone? E ancor più, il sindacato dei pensionati è interessato invece al discorso anche della transizione energetica, dell'ambiente? Ma assolutamente sì, nel senso che il tema del clima riguarda la condizione materiale delle persone. Adesso, insomma, non per entrare in dettagli, ma insomma, estati caldissime come quelle che abbiamo avuto e che sicuramente avremo, producono dei disagi forti alle persone, soprattutto le persone anziane. Ma veniamo in questi giorni dai disastri ambientali che abbiamo sotto gli occhi. Ci sono inondazioni in tantissime parti del Veneto, ma il tema è che il tema del clima non può essere affrontato, diciamo, da un punto di vista prettamente sociologico. Il tema del clima chiama direttamente in causa il tema della qualità dello sviluppo industriale. Perché il punto è questo qua, insomma, nel senso che il surriscaldamento del pianeta deriva semplicemente dalla emissione di CO2 in atmosfera. E questo è quello che ha prodotto lo sviluppo industriale degli ultimi 50 anni, quindi dal dopoguerra, diciamo, ai giorni nostri. Lo sviluppo industriale ha prodotto questo. I cambiamenti climatici non sono un fatto, ripeto, insomma, naturale o irreversibile. Sì, certo, ci sono anche elementi naturali, adesso io non sono un esperto in questo senso, ma è sicuro, è accertato che il surriscaldamento del pianeta e gli effetti relativi, e cioè le estati torride e gli allagamenti che vediamo anche in questi giorni, sono il frutto delle emissioni di CO2. Naturalmente questo significa introdurre un ripensamento al tipo di sviluppo industriale, che non può essere immaginato o realizzato in 448, perché poi, insomma, il sistema industriale regge le nostre società, insomma, i rapporti di lavoro, insomma, tutte le cose che sappiamo, ma progressivamente dobbiamo sapere che vanno messe in campo delle iniziative che valorizzino le risorse energetiche rinnovabili e che noi non possiamo continuare a usare il pianeta come se ci fossimo solamente noi e non ci fossero le generazioni future. Come ha detto qualche altro più intelligente di me, noi abbiamo il pianeta in prestito e dobbiamo restituirlo alle generazioni future. E quindi è ben comprensibile che siano in particolare i giovani arrabbiati nei confronti, preoccupati di questa cosa, perché alcuni episodi sono assolutamente drammatici. Mi ricordo l'anno scorso il Po in secca, insomma, il Po in secca, ecco. Quindi cosa significa questo dal punto di vista negli occhi di un giovane che vede il più grande fiume italiano senza acqua? Oppure le tragedie di questi giorni che stiamo vedendo. Quindi il tema del clima è un tema di sviluppo del nostro sistema industriale. Se non abbiamo una idea di sviluppo industriale, come dicono alcuni, la questione ecologica si riduce a essere giardinaggio, insomma, mentre invece il tema è appunto la qualità dello sviluppo. Segretaria, socialmente giusto, una transizione ecologica che deve essere socialmente giusta.
E qui ci sono altri problemi, perché poi in questa transizione ecologica ci sono delle direttive europee, ci sono tutta una serie di questioni che agli occhi di molti, soprattutto di chi magari non è così benestante, non ha tante risorse economiche, risultano socialmente non giuste, non corrette, economicamente ingestibili. Sì, ci rendiamo conto, sono alcune normative europee o alcune direttive che ci sono impattano pesantemente sulla vita delle persone e soprattutto sui più fragili, ed è il motivo per cui è necessario che ci sia, non possono essere lasciate da sole le persone, è necessario che ci sia anche non solo da parte del governo del paese ma anche del governo europeo forme di aiuto che come posso dire, favoriscano questa transizione ecologica senza lasciare indietro le persone più fragili o più deboli o economicamente più deboli. Però non abbiamo moltissima scelta. Lei prima diceva i ragazzi sono arrabbiati. I giovani sono arrabbiati con noi, la generazione nostra, quella precedente, ha sfruttato in maniera assolutamente indiscriminata il territorio. Io vengo dalla provincia di Vicenza, la questione dei FAS, tutta la parte che riguarda la concia, quindi rivedere anche la politica industriale di questo paese, sapendo che la questione del clima non riguarda solo noi, la questione del clima riguarda tutto il mondo. E le migrazioni, le guerre avvengono per motivi climatici. Però le guerre danneggiano il clima come se fosse... sì, però le grandi migrazioni sono grandi migrazioni climatiche, perché laddove la terra non dà più frutti è logico che io mi devo spostare, o guerre per l'acqua. Quindi è un argomento su cui dobbiamo assolutamente, e una risposta non può essere quella che per esempio ha dato l'Europa sui pesticidi, no vabbè torniamo indietro, no, bisogna procedere con una transizione che aiuti effettivamente anche chi da queste normative può venire penalizzato, ma qui ci deve pensare il governo del paese e il governo dell'Europa. Assolutamente. L'Europa, questo è un altro tema. Segretario, questo è un altro tema che l'Unione Europea ha costituita per ragioni di pace, effettivamente, adesso un po' barcolla. Sì, adesso abbiamo anche questo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Ecco, la prima cosa che vogliamo dire alle persone e ai cittadini intanto di andare a votare, perché il voto comunque è lo strumento necessario e la condizione senza il quale la democrazia non esiste. Ora, noi sentiamo spesso dire bisogna andare a votare, i partiti che dicono perché vogliamo cambiare l'Europa. Ecco, bisognerebbe andare un po' più in là, e cioè che le forze politiche dicessero in quale direzione vogliamo cambiare l'Europa, perché in particolar modo dalle forze di destra cambiare l'Europa... Però non facciamo campagna elettorale. No, non stiamo facendo campagna elettorale, stiamo alle cose che vengono dette, insomma, quindi senza nessun problema da questo punto di vista, di avere un minor peso dell'Europa, cioè l'idea che l'Europa possa essere continui ad essere una sommatoria di stati senza una propria autonomia, senza una propria fisionomia. E questa è un'idea sbagliata dell'Europa. E guardate, quando noi diciamo che abbiamo bisogno di una Europa più forte, non lo diciamo per una questione romantica, perché ci piace l'unità dei popoli, eccetera, ma lo diciamo perché nel confronto tra i grandi paesi del mondo, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Africa, e i rapporti economici che si stanno via via definendo tra queste grandi potenze, non è pensabile che ogni singolo Stato in Europa possa avere lui da solo un ruolo all'interno di questo scacchiere. Questa è un'idea sbagliata, è un'idea perdente.
c'è bisogno di un'Europa forte. È evidente che se noi vogliamo avere un'Europa forte, ogni paese che costituisce il continente europeo deve fare un'operazione di cessione di sovranità, perché non si può pensare di avere un'Europa forte e i singoli paesi che mantengono integralmente tutte le loro autonomie, quelle uscite dal dopoguerra. Chiaro. Quindi su questo ci sono le riflessioni, devo andare assolutamente in pubblicità, poi abbiamo anche alcuni aspetti da affrontare insieme e tra poco ne riparliamo. C'è un altro tema forte, importante, è la libertà di informazione, di manifestare, diritto al dissenso, autonomia della magistratura sono sotto l'attacco di un crescente autoritarismo. C'è una slide. Allora lei segretaria, commentare, far capire questo punto del vostro intervento, insomma, al 25 maggio a Napoli. Se vogliamo dire, questo è un punto che racchiude tutti gli altri, perché nella libertà di manifestare, nella libertà del dissenso c'è, come posso dire, il cuore anche, se vogliamo, di questa manifestazione. Quello che stiamo vedendo in questi mesi, in questi anni, è sempre una maggiore compressione anche della libertà di manifestare. Io ho una figlia di 16 anni, sono rimasta scioccata nel vedere ragazzini delle superiori durante una manifestazione o durante manifestazioni picchiati dalla polizia e ricoverati in pediatria perché sono ragazzini giovani. Forse c'è un altro modo per, come posso dire, per capire il dissenso. Il dissenso va capito, non va distrutto, non va picchiato, il dissenso va ascoltato e va capito, perché le ragioni di chi dissente sono ragioni valide che potrebbero anche aiutare chi ci governa, e c'è invece questa tendenza al censurare qualsiasi pensiero sia diverso. Vediamo che cosa sta succedendo anche nella nostra rete nazionale televisiva, cioè voci che se ne sono andate facendo perdere anche economicamente delle risorse al servizio pubblico, ma sembra che sia più importante sentire una voce unica, e questo è assolutamente pericoloso e di questo siamo assolutamente preoccupati, così come siamo preoccupati dell'attacco alla magistratura. La magistratura, lo diceva prima Massimo, è uno dei 3 poteri che rappresentano, in cui è diviso il potere di uno Stato democratico e moderno, ed è, se vogliamo, uno dei poteri più importanti, perché è il potere che vigila sugli altri 2. L'attacco costante alla magistratura di questi ultimi 30 anni, non è una cosa recente, è assolutamente pericoloso per la tenuta democratica di questo Paese. In questo senso libertà e democrazia si tengono assieme, ed è una delle grandi preoccupazioni che il movimento sindacale, che la CGIL ha, perché su queste 2 cose, su libertà e democrazia, nasce il movimento sindacale, e su libertà e democrazia il movimento sindacale può esprimersi e fare il suo lavoro. C'è poi appunto il discorso della libertà di informazione. In che senso? Perché ormai tantissime sono le fonti di informazione, certo che comunque destra, sinistra, centro, da nessuna parte c'è in Italia una libertà estrema, questo ormai lo si dice da tantissimo tempo, a prescindere dai governi. Capiamoci sul cosa vuol dire libertà di informazione e su cosa significa. Ci sono molte fonti di informazione, è vero, ce ne sono moltissime, io mi posso informare dovunque, però quella rischia di non essere informazione. C'è il grandissimo problema delle fake news, che poi abbiamo visto, insomma, in questi ultimi anni esplodere. Quindi quando si parla di informazione non si parla di quello che trovo su internet o di cose non assolutamente verificabili. Quando si parla di libertà di informazione si parla anche del tempo che viene dato all'interno degli organi di informazione, all'interno degli spazi di informazione, a quelle che sono anche opinioni, lo dicevo prima, che dissentono da quella che è l'opinione dominante. Questo quindi intendete dirlo, perfetto. Allora, questi sono punti salienti. Un altro aspetto che non esula dal fatto che voi siete del sindacato dei pensionati è quello del lavoro. Chi di voi 2 vuole il lavoro dignitoso, quindi situazione sociale ed economica è sempre più grave, il lavoro è sempre più precario, soprattutto per giovani e donne.
Sì, questo tra l'altro, questo argomento ci sta impegnando anche in questi giorni nella raccolta firme per i 4 referendum sul lavoro, perché ricordatelo, state facendo questa raccolta firme per poter organizzare un referendum. Stiamo raccogliendo le firme per poter organizzare un referendum proprio sui diritti del lavoro e proprio sui diritti del lavoro delle fasce più deboli. Questo è anche qui è il punto centrale di democrazia e libertà, avere un lavoro dignitoso che ti permetta di condurre una vita dignitosa. Un paese che contestualmente negli stessi giorni dice il PIL è cresciuto, poi escono i dati dell'Istat in cui è cresciuta la povertà assoluta, è un paese che ha un enorme problema. E ricordiamoci che io posso essere povero lavorando. Cioè, gran parte di queste persone che sono in povertà assoluta hanno un lavoro, ma un lavoro che assolutamente non consente nessuna stabilità e con retribuzioni così basse che non assicura nemmeno nessuna sicurezza economica. Lavoratori precari, lavoratori poveri sono poi lavoratori che sono più a rischio di infortuni e di morti sul lavoro, perché non ho la possibilità di potermi, come posso dire, difendere di fronte a chi mi chiede di fare delle cose che non sono lecite, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in questi mesi, ma ormai lo vediamo in questi anni. Il numero di morti sul lavoro è assolutamente atroce e terribile. Noi ci preoccupiamo solo quando sono più di 4 o 5 in una volta, ma è uno stillicidio giornaliero. La battaglia per un lavoro dignitoso poi è la battaglia per pensioni dignitose, e in questo riguarda anche il sindacato pensionati, perché se io non riesco a costruire la mia vita lavorativa di precario, e guardate che quando parliamo di precario non parliamo di giovani, parliamo di cinquantenni, parliamo di quarantenni, non sono solo i ragazzini che iniziano a lavorare. Quando io non riesco a costruirmi una posizione pensionistica degna di questo nome, la mia vita futura sarà assolutamente pesante, oltre a non pagare i contributi per chi adesso è in pensione. La situazione delle donne è ancora peggiore, perché già le donne che sono in pensione adesso hanno circa la metà della pensione di un maschio a parità di età, perché esistono buchi contributivi e perché, ricordiamocelo, allora come oggi il lavoro delle donne è pagato circa il 30% in meno a parità, uguaglianza di lavoro. Quindi la battaglia della CGIL, ma anche dello SPI su questo tema, è una battaglia centrale. Perfetto. Ultimo punto, abbiamo veramente un minuto. La giustizia sociale, emergenza, salari, pensioni, diseguaglianza, povertà crescono, welfare sempre più definanziato. Prego segretario. Sì, e poi questo cosa stava dicendo Chiara, insomma, cioè noi diciamo sempre l'articolo 1 della nostra Costituzione è l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Si dice fondata sul lavoro perché tutta la nostra società è retta dal lavoro, cioè la retribuzione che io percepisco. Un attimo, chiedo di mettere le sedi della CGIL così i nostri telespettatori prendono già nota. Grazie mille. E diciamo il salario netto è quello che mi serve tutti i giorni per il pane, ma il salario lordo, cioè comprensivo di tasse e contributi, quello lì è stato sociale. Con evasione fiscale attorno ai 100 miliardi all'anno è evidente che c'è un attacco a quella parte di welfare che fanno parte della nostra società, cioè scuola, sanità, servizi sociali, pensioni, protezioni sociali, sono elementi che fanno parte della nostra quotidianità e che sono rette dal fatto che c'è un lavoro stabile, sicuro e ben retribuito. Questa è l'essenza della nostra Costituzione, quando si dice una Repubblica fondata sul lavoro, perché tutta la società ruota attorno alle attività produttive, alle retribuzioni, che sono quelle che consentono di avere una società più equa. La ragione della manifestazione nostra del 25 è per dire alle persone che di fronte al clima, alle guerre, i cambiamenti climatici, eccetera, è possibile
un'alternativa. Noi offriamo un'alternativa alle persone. Grazie segretario Massimo Cestaro, grazie a Chiara Bonato di essere stati qui con noi. Siamo giunti al termine. Avete visto, se volete avere informazioni sulla modalità di partecipazione eccetera, ci sono le varie sedi territoriali, poi c'è la sede regionale naturalmente a Mestre dove potete telefonare per informarvi, e quindi è ancora aperta la partecipazione, immagino, giusto? Sì, partecipazione certo. Ancora aperta, state comunque organizzandovi e tutto, sia per cittadini e lavoratori che anche naturalmente per i pensionati. Grazie a voi, grazie di aver partecipato, a voi di averci seguito. Buon proseguimento.